diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale della Lunigiana e oltre. Giuseppe Benelli rappresenta una figura cardine della vita intellettuale italiana, filosofo, docente universitario, storico e saggista prolifico. Ha saputo coniugare con rigore accademico e passione civile il pensiero teorico alla pratica culturale, lasciando un'impronta indelebile in istituzioni come il premio Bancarella, il Circolo della Lunigiana Storica e l'Accademia Capellini di La Spezia. Egli non ha soltanto scritto la storia, l'ha attraversata, l'ha amata e l'ha resa voce. Ha dato forma ai silenzi, sostanza alla memoria, respiro al pensiero. Le sue parole sono pietre vive, costruzioni d'anima, ponti tra epoche e generazioni. Con oltre 100 pubblicazioni, tra cui spiccano opere su Voltaire, Baudelaire, Nietzsche e la Resistenza, Benelli ha saputo declinare l'erudizione con uno sguardo sempre contemporaneo. La sua incessante attività, riconosciuta anche dall'onorificenza di commendatore al merito della Repubblica Italiana, è testimonianza viva di un impegno intellettuale che rende onore al volto dei poeti e al pensiero critico del nostro tempo. Come un moderno alchimista della parola, egli ha trasformato le pieghe della storia in lume, le ombre dell'oblio in canto e la cultura in faro acceso sulle coste del sapere. Complimenti, professor Benelli. La nostra Presidente della giuria Marina Pratici e l'assessora Sara Mancini del Comune di Portovenere. Cara Marina, ti aspettiamo. Marina, ti aspettiamo per la premiazione. Grazie a Marina, grazie al Presidente. Il riconoscimento di questo premio legato allo sbaglio a Portovenere è un riconoscimento estremamente gradito. Come Presidente dell'Accademia Capellini, qui abbiamo il professor Cozzani che è il Vicepresidente, ci siamo fatti carico di quella che è la storia e la tradizione. E venendo qui si respira subito una dimensione culturale, lasciatemi dire, di grande poesia, perché la grande lirica greca, il grande mondo greco che si trova qui, Portovenere, le Grazie, Baccano, Muggiano, il luogo delle muse, pensate Lerici, Lerici è la dea ericina, pensate lui. In questi giorni sto scrivendo un saggio sui lunatici, i lunatici di Romagna, che ho avuto il piacere di conoscerlo. Proprio al premio letterario che c'è stato recentemente allo Strega, Paolo Nori, che è un altro lunatico, anche se di Parma, anche se Emiliano fa parte di questa grande tribù dei lunatici, ha scritto Urlo dentro la stanza, dedicato a Lello Baldini. Lello Baldini io l'ho conosciuto molto bene. Lello è stato un poeta dialettale unico, ha diretto un giornalista di Panorama. Il mio primo libro dedicato a Voltaire me lo recensì su Panorama, e vedere quindi che Nori dedica un libro a Lello, subito sono andato a leggere. E che cosa coglie di Lello? La componente unica, adoratore della luna. Guai se i poeti non sono adoratori della luna. I poeti devono essere lunatici. Per i poeti non ci sono mai cieli fissi, come stelle fisse, ma sempre stelle cadenti, stelle in movimento. Sono aperti al nuovo, vedono cose che l'occhio normale non vede, coglie in un viso, in un tratto, in uno sguardo qualcosa che diventa fondamentale per la propria lirica. Come cultore del linguaggio dico grazie a questi poeti, perché la lingua è dedicata a loro e loro sono inventori della lingua. Ho qui di fronte a me
i figli di Giovanni Giudici. Un poeta grandissimo, poeta incredibile, poeta di una parola, attraverso un ricorso continuamente di ricerca filologica, dava alle parole spessore, amò anche la poesia dialettale e fece un'introduzione bellissima a quell'edizione Inaudi di un poeta della Serra, a lui particolarmente legato, Paolo Bertolani. Quelle poche pagine di prefazione sul dialetto di Paolo Bertolani sono state per me di una bellezza incredibile. Ebbene, il compito vostro, e vi ringrazio, è quello di coltivare il linguaggio, è quello di incontrare ogni giorno lo stupore di una parola nuova. Ma nuova perché? L'avete usata per esempio da sempre, ma la scoprite in modo diverso. E questa scoperta, questo svelamento del significato recondito della parola che dà il senso più autentico di quello che è il percorso della poesia. Ecco perché Tonino Guerra, questo grande lunatico di cui sono stato amico, dice che la luna è quell'astro che all'orizzonte sorge dai monti e ti entra nel cuore. Ecco, l'immagine di Tonino Guerra è l'immagine più bella dei lunatici. Fatevi entrare la luna nel cuore e continuate a scrivere. Grazie. Bene, grazie e grazie al professore per questa riflessione importante sulla parola poetica. Adesso noi continuiamo con un altro premio importante, il premio Eccellenza